una sorpresa, è venuto il mister Nicola Rettis. Allora, come giudichi la partita e non so se è il momento di fare anche un po' di consuntivo? La partita è stata un po' tirata al primo tempo, anche se dominata. Ero convinto che potevamo allungare nel secondo perché avevamo molta più velocità rispetto a loro, se anche solo andando via in velocità sulle sponde riuscivamo spesso e volentieri ad arrivare in porta, quindi ero abbastanza tranquillo e sicuro. Abbiamo un po' commesso qualche errore in difesa, però vabbè, i portieri stasera hanno parato tantissimo, sono stati veramente bravi, come del resto tutta la squadra che per tutta la partita ha tenuto alto il ritmo e soprattutto la pressione costante, quindi bravissimi veramente. Bene, bene, bene. Io ci tenevo, come ultima partita in casa, a ringraziare tutta la società e anche tutti i giocatori per quello che hanno dato e dimostrato, a tutte quelle persone che anche dietro le quinte hanno lavorato, soprattutto a livello burocratico, per portare avanti questa società, quindi un grazie a loro e a tutto il pubblico che quest'anno ci ha seguito, che merita veramente tanto. Non ho mai visto anche da giocatore tutta questa gente, quindi riempie sicuramente il cuore, e un grazie a tutti, e adesso andiamo a giocare l'ultima e cercare di dare Molto il bene. meglio possibile. E io a nome un po' di tutti quanti ringraziamo te per le prestazioni e l'annata di quest'anno che ci ha fatto veramente divertire, siamo molto contenti. Grazie e in bocca al lupo per la prossima gara. Grazie.